Diciamo si può per tante cose, forse è meno semplice dirlo quando il verbo successivo è perdonare. La testimonianza di Gemma Capra, vedova del commissario Luigi Calabresi, ucciso il 17 maggio del 1972 a Milano, va in questa direzione, contraria, possiamo dire, ad ogni possibilità solitamente presa in considerazione. Beh, non è mai finita, direi, però posso dire che sono arrivata alla vetta, nel senso che oggi sento veramente di averli perdonati e mentre lo dico mi sento in pace e prego per loro perché abbiano la pace nel cuore, anche loro. Sono tante le testimonianze, lei le chiama così nel libro, che le chiedono in giro. Forse è il segno che il desiderio c'è. Ma senz'altro, anche perché la riconciliazione e il perdono dà una grande serenità e una grande pace, ti dà proprio, ti fa volare alto. Il perdono non è una debolezza, è una forza. Quando faccio queste testimonianze, presento il libro, alla fine le persone vengono, mi parlano, mi dicono che sono stata utile, che ci penseranno, che cammineranno in questo senso, per cui è molto bello, è uno scambio. Nel maggio del 1972 Gemma Capra e Luigi Calabresi avevano tre figli, due Mario e Paolo molto piccoli, il terzo Luigi era nella pancia della mamma. Diciamo che quasi da subito io ho deciso di crescerli non nell'odio e nel rancore, anche se io avevo tanta rabbia nel cuore, però ho cercato di dare a loro la gioia di vivere, questo sì. E l'odio e il rancore ti divorano tutto, non ti fanno vedere più niente di bello della vita. E quindi sarebbe stata proprio una tragedia in più per noi famiglia. Il racconto di 50 anni di vita di Gemma Capra era chiuso nel libro La crepe e la luce. Era tempo che io raccoglievo appunti, adesso a distanza di 50 anni, ormai saranno a maggio, ho deciso proprio di scriverlo per dire alla gente che si può anche dopo un dolore lacerante essere ancora felici, si può cambiare opinione sulle persone che erano tutto il male del mondo e si può ancora vivere una vita d'amore. Io questo libro l'ho scritto anche per ringraziare tutte le persone che mi hanno dato solidarietà e non mi hanno fatto sentire sola. Per me è stato importantissimo, tant'è vero che quando mi chiedono io dico non ce l'ho fatta, dico ce l'abbiamo fatta grazie agli altri.